presa di mattina. Porca miseria. Però con l'alba del Ruspa del Van Life. Buongiorno. Resto sorpreso, sì, no, sorpreso, wow, sono sorpreso, no, sorpreso tranquillo, di essere interessato a vedere nella spiaggia i sassi al posto delle conchiglie. Vedi, questi sassi, le conchiglie non ci sono, non vedo quelle conchiglie. Ok, praticamente nella spiazzetta appena dopo trovi già le strade larghissime, al contrario, è vero, non te l'ho neanche filmata. Fai conto che Pulmin è largo 2,35 e quella strada sarà stata 2,40 di larghezza, quindi ho fatto tutto in prima, strisciando ovviamente il camper sulle pareti, dei pareti, sui rami, e qua invece la vedo molto più comoda, molto meno van life, quindi un po' più intelligente di quella che abbiamo fatto noi. Vabbè, dai, scherzi a parte, scherzi a parte un cazzo, è tutto vero quello che ho detto, però ho omesso una cosa. Non è che noi siamo andati là perché siamo scemi, noi siamo andati là perché purtroppo abbiamo il problema del cane, e purtroppo nel senso che purtroppo le spiagge non accettano il cane, capito? Quindi siamo dovuti andare nella spiaggia per cani, ok? Se venivamo qua, certo, era tutto strade molto più comode, eccetera eccetera, però non potevamo andare col cane in spiaggia, quindi eravamo un punto a capo, dovevamo riandare via anche da questa spiaggia. Infatti noterai una leggera differenza di questa strada, leggermente più larga, tipo 10 volte più larga e leggermente più asfaltata. Wacche dappertutto. Rallenta un attimo! Sto vedendo più wacche che pecore, c'è un waccame non indifferente, quella a quattro zampe intendo. Che è successo? È morto? No, sta solo riposando. Cosa ci fa qua dei cavalli? Sono scappati da qualche parte? No, sono chiusi qui? Che strano. Ha un occhio malato quello grande. Allora, pampini, magari non mi ricordo se l'avevo fatto vedere, credo di sì, ma per sicurezza rifacciamo. Questo è il famoso albero di sughero. Lo puoi vedere praticamente già ad occhio nudo, lo puoi riconoscere, perché proprio a primo impatto ti dà quel senso di morbidezza, hai capito? Cioè, magari adesso non so in video cosa capirai, però sembra quasi finto, non sembra legno. A completare il tuo discorso, la maggior parte della produzione di sughero è qua in Sardegna. Partenza, via, ciao, arrivederci, salutiamo anche il nostro Tu Vivallo. Ai maue. Vai, che bello avere il gemellato, ragazzo, non hai neanche idea. Sa che non ti impantani in situazioni del genere. Beh, no, adesso ormai è asciutto, però se avesse piovuto. Ok, ringraziamo, ciao. Caro amico, ti scrivo. Che passivo. La mucca che mi guarda e dice: dove cazzo vanno questi? Ciao mucca, sto andando a fare la van life. Oh, guarda che bel paesetto là, un po' pizzicagno, un po'. Questo è il panorama che fino ad ora ci ha sempre accompagnato. Facciamo questi treni un po' brulli, tante mucche, e beh, purtroppo il nuvolo, ma oggi è l'ultimo giorno. Come ogni gita, le prime giornate sono sempre quelle di nuvolo e pioggia, come è una tradizione di sto canale. Vedo che ci sono dei punti turistici interessanti, solo che noi dobbiamo fare la van life, quindi andremo solo esclusivamente in delle spiagge e le faremo vedere il più possibile senza la gente, senza le macchine. Guarda in alto a destra, vedi? Siamo proprio dove ti avevo detto, guarda che bello quel borghetto. Adesso quando scendiamo ti dico dove siamo. La strada per arrivare a questa seconda spiaggetta, seconda sarebbe la terza, quarta, solo che le prime due sono state ultra bocciate, è a dir poco civilizzata. Questa è proprio una strada normale, addirittura due corsie asfaltata, quindi proprio arriviamo in acqua a bomba. Alla mia sinistra, i limoni, infatti non capivo cos'era, era una filaria, non la filaria quella dei cani, è un filone, no? Il filone pane, vabbè,
una riga di alberi di arance e limoni. Oh, delle pecore, finalmente anche un po' di pecore. Cioè, io arrivo qua in Sardegna, mi immaginavo il classico pastore che si ingroppava le pecore. Scherzo, ma non mi sembrano affatto permalosi i sardi, mi sembrano persone intelligenti. E perché ho fatto sta battuta? Perché c'è questa figura retorica del sardo, ma anche dello scozzese, che si incapretta la pecora. C'erano anche le statuine, perlomeno dello scozzese. Del sardo no, non ho ancora visto le statuine. Vai! Che è successo? Bisogna farci 50.000 miliardi di chilometri in retro perché la strada è chiusa. Ma finisce lì? Adesso non so se... Cesco, stagliati su, io riprenda. Stagliati un po' più indietro, un pelo più indietro, un po' più tu indietro. Indietreggia un pelo. Eccolo, stagliati nell'ambiente circostante. Ok, sei stagliato? Ti senti... Bon. E sentiti un po' sardo, Francesco, perché hai proprio... Porca di quella troia! Mi accorgo che anche i miei amici hanno il deficit dell'attenzione, cioè tu gli parli, c'è tipo una frase di 60 parole, arrivi al numero 30-35, prendono e vanno via, cioè mentre tu stai ancora parlando. Ok, un po' di off-road, un po' di spacceroni, qua un po' di salita, metto giù che mi servono le mani. Ciao dopo! Diciamo che è parecchio wild, più wild della Bruscia. Ecco cane qua, vabbè, rincorsa, ma sì dai Pulmin, sei gemellato, vai tranquillo, te stai in parte, e boia, guarda che non rimaniamo impaltanati qua ragazzi. Vabbè, metto giù che mi serve, no adesso mi servirà un po' di rincorsa. Francesco si era impaltanato un pochino, adesso aspetto sempre un attimino, giusto per mantenere un po' le distanze e avere un po' più di rincorsa in questo modo. Devo dire però ragazzo che veramente non pensavo nella trazione posteriore, gemellato, cioè non te li ho ripresi tutti ovviamente, ma abbiamo fatto quei guadi fenomenali. Per carità, Francesco è anteriore e c'è passato senza impaltanarsi, però voglio dire non ho sentito il minimo sgommattamento per terra. Però vedi, abbiamo fatto una cosa intelligente, cioè io sono andato a pisciare se non mi pisciavo addosso e Marco e Francesco sono andati a vedere com'è la strada, perché nel caso in cui, ormai ci siamo entrati, ma nel caso in cui dovessero esserci difficoltà maggiori rispetto a quelle maggiori, ma per adesso al vecchio qualche volta lei non può campeggiare, e almeno qui ci possiamo girare, hai capito? Anche se un'altra roba furba seria secondo me, lasciamo il camper qua che è l'ultimo giorno di pioggia, poi domani che inizia a seccare o anche oggi se si apre un po' il coso abbiamo la strada asciutta, no? Ma vai a spiegarti a chi doglebani là e quindi andiamo avanti. E che vi sgombattate le ha fatte anche Pulmini. Oh, le ultime parole famose della strada comodissima per andare in spiaggia. Vabbè, cambiamo posto ragazzo, peccato. No, mi hanno detto che aspetta, non vorrei toccare sotto. Mi hanno detto che non valeva la pena, che la spiaggia era un po' un Brussa 2.0. Io non l'ho vista, sono andati loro. Poi insomma ci si mette anche il singolo a rompere i coglioni, che sarei io, perché insomma dopo essere stato a Porto Pirone sono un po' sofisticato coi gusti delle spiagge, quindi se non c'è l'acqua proprio trasparente e azzurra capirai che no che ci resto male per carità, però dico che cazzo siamo venuti a fare qua. Le spiagge per la Sardegna bellissime ci sono, te lo ripeto, solo che ci stiamo rendendo conto e ci testimoniano che ogni anno sempre peggio, che qui camper, il problema è il camper e cane, quindi noi siamo venuti proprio con le due complicazioni maggiori, perché io sono sicuro che se ti fai queste cose in macchina o con T4 o con una moto, che bella che è la Sardegna, ne hai veramente da fare, capito? Il problema è proprio il camper grande e portare il cane in spiaggia. Boh, dai, via! Era bello il paesino anche da vedere, a parte che ti pare che io arrivo a piedi fin là, no, sono pigro. Ok, non ti ho filmato, ma anche qui c'è l'ennesimo cartello no camper e grazie al cazzo perché 5 metri dietro di me c'è il campeggio. No cani, quindi si sta non lo so, no beh ovviamente non posso giudicare, giudicherò solo quando andrò via, però per ora la Sardegna per me è stata veramente uno schifo, proprio uno schifo. Calma, il solito discorso di prima che mi ha messi a ripetere, però purtroppo vedo che quasi tutti hanno il deficit dell'attenzione, quindi le cose devo ripeterle, ok? Purtroppo so che è offensivo, ma è così.
La Sardegna, questa è l'impressione che ho andando col camper e con un cane appresso, comunque col camper, ok? In moto, ripeto, sarà fantastica. Diciamo che la maggior parte del tempo l'abbiamo passata a cercare un cacchio di parcheggio. Giustamente Olfo consiglia di scrivere nel titolo del video: ci siamo impantanati, abbiamo spaccato tutto, abbiamo perso tutto. E sì, dovrò ricordarmi di fare una roba del genere. Guarda i fichi dell'India, se la memoria non mi inganna, se ricordo non si appanna, si chiama Opuntia la pianta dei fichi d'India. È in tedesco, hai visto? È Messaging a Battle, Messaging in Bottilien. Le formiche all'interno, formiche inside, ant inside, che anta seria formica. È curioso osservare, qui come anche in Francia, le vitis vinifera, che sono le piante delle viti, che sono molto più basse rispetto alle nostre, anche perché leggevo che un tempo, ma tanto tempo fa, cioè no, tipo ieri, leggevo che la Sardegna e la Calabria appartenevano alla parte della Francia e della Spagna. Successivamente poi si sono staccate, pian piano, sai, quei movimenti dei continenti, tipo con i movimenti a panza, no? Più o meno. E la Calabria si è attaccata all'Italia e la Sardegna, ovviamente anche la Corsica, si sono messe lì. A conferma di questi studi che hanno fatto, citavano poi anche i tipi di piante e, a parte i minerali, i fossili che sono stati trovati, che sono gli stessi della Spagna e della Francia. Questo gentile pubblico è il famoso mirto che menziona sempre Marcus Caldonius, in quanto si fa le graspe, hai capito? Benissimo, noi volevamo farci una caipirosca alla pesca, questo per rientrare nei gusti un po' di tutti, ma abbiamo trovato anche la menta, così ci facciamo due mojiti. Allora sì, a conferma la Sardegna certo non è proprio il massimo per chi vuole venire col camper e il cane, cioè divieti di camper e divieti di cani ovunque. No, tutta la Sardegna, questa parte di Sardegna. Aspetta, divieti di camper e divieti di cani ovunque in questa parte di Sardegna che stiamo vedendo. Ignazio è un nome più che comune. Marco voleva prendere qualcosa, un prosecchino, un bicchiere di qualcosa. Ho detto no, per dispetto, siamo un po' bastardelli, iniziamo a cambiare un po' il mondo. E se per caso, come in Spagna o in certi posti anche d'Italia, c'è il tipo che ti invita ad andare a consumare nel bar, diciamo no, abbiamo già speso troppo nel coso lì, nel campeggio. Se ci fosse stato un parcheggio adibito ai camper come da noi, allora sì, avremmo anche cenato, guarda. A volte mi domando perché propongo tutte queste cose ripide. Non vuole dialogare con te, vedi? Ti schiva e ti guarda come per dire che cazzo vuole questo. Via Roma, in Sardegna. E qua le famose case chiuse, vedi anche qua. Sì, un po' strade particolari anche in macchina da fare, ISO 90-210, come Beverly Hills. Ma sì, secondo me qua puoi venire col camper, ti parcheggi lì, se non ti rabalti dall'altra parte, le bandiere tibetane. In Sardegna, perché ormai tutto il mondo è il paese. Sono bar terrazza qua sopra. No? Si fa una van life qua sopra, guarda, facciamo dove? Andiamo sempre a mangiare. Come dove facciamo la van life? Sopra qua? Come fai a fare la van life con Polimus? No, non van life, il picnic e il... Ah! L'agave che ha fatto il tronco. Sono un artista a perdermi. No, volevamo portarti al castello, ma c'è la strada chiusa. Abbiamo fatto tipo 4 km a piedi per il pene, anzi per la fava, perché è il castello della fava. Cos'è che gli mangi sempre? Ma sono crude? No, sono piccoline. Non ti va bene. Mi fa pena un po' quel fuffi là, legato là così. Vabbè, alla sua puccia. Appena tra virgolette mi sono comprato due filetti, che cazzo mi deve far pena un cane. Vendesi Ape Cross Country come nuova. Sì, infatti ultimamente i cartelli con le strade chiuse abbiamo visto li mettono sempre all'ultimo, mettili prima così la gente si evita la rottura dei coglioni. L'ospitalità sarda è più primitiva, più antica, più semplice, più universale, per quello che mettono i divieti camper. Ma se questa è l'ospitalità sarda, adesso no, per carità, io sono solo obiettivo, la nostra che dà le aree camper gratuite con acqua al corrente cos'è? Yeah, to all you people out there, I want to know one thing. What's love? Who are we? Aren't we all brothers and sisters? Our blood is the same color, so we should all get down.
Check it out. Could it be that I stand alone on my own, having nothing to fear, far away from home? Now my time is short, let me exercise your mind. Fly with me through the sky with an eye. I hear a cry past generations. I travel different nations, come closer to the man that you're facing. Bella scena, c'era una signora anziana al balcone su in alto che guardava la strada, no? E l'ho salutata, lei felice ha salutato, no? Quindi mi sento insomma di avergli regalato comunque un po' di togli noia, un mezzo sorriso, insomma, hai capito? È carina sta roba, come ogni tanto quando gli strombazzo ai vezzi per strada. E poi loro va avanti, dice ma chi che era? Lei il fiollo, il nevodo, io quello il panettiere, tu capito? E se passa via si dice a noi, si stradiano. No, anche qua magari sbaglio, Ignazio, tutti Ignazio, o se stesso che si è morto un casino di volte. Sì, abbiamo fatto. Marco ci ha spiegato, ora è tutto molto più chiaro. È la stessa epigrafe della stessa persona e ogni epigrafe è stata fatta da un suo parente. Quindi... E questo è lui. Ok, questo l'hai fatto da solo. Se tu dici che questa è la pianta del cappero. Esatto, le foglie e il fiore. Bisogna prenotare gli ingressi per le spiagge a Certe pagamento. spiagge, sì, perché devono limitare, perché sennò c'è troppa gente che va e secondo l'idea dei amministratori qua è un pericolo, crea problemi alla spiaggia stessa. Ma sono quasi d'accordo, sai? Non so, e toglie anche il bello, secondo me troppa gente. Sì, è vero, ma... Anche perché è grande la Sardegna, quindi Certo, secondo me non è una cosa, cioè appena te la dicono ti fa tanto dittatura, ok? Allora, e ti fai fa prenotare incazzare. senza pagare allora? Devi pagare. Vabbè no, ok, pagare concordo al ecco. 100%. No, dicevo il fatto di prenotare, non il fatto di pagare. Prenotazione gratis, do 5 euro di prenotazione a persona. Vabbè, E non credo che ti dia fallito se non vai, no. E anche se piove, non vai ai cazzi tuoi, tu che dovevi fare. Certo, quello è un altro discorso, il discorso del prezzo. Parlavamo proprio del discorso di prenotare. Secondo me ci sta proprio per non rovinare la bellezza di certi posti. Ad esempio, se tu guardi quello che io ti invito sempre a cercare, Instagram contro la realtà, Instagram versus realtà su Instagram e YouTube, vedi tutti i posti con i colori foto ritoccati dove non c'è nessuno, poi vedi la realtà, c'è la coda dietro di 80 persone che aspetta di farci la foto dove non c'è nessuno, hai capito? E quindi per ovviare a queste cose secondo me va benissimo la prenotazione. E abbiamo cattato della menta selvatica, non è proprio il massimo come profumo, però ho una specie di sbalzo ormonale, non so se è stata la cioccolata che mi sono sfondato. Praticamente sono qua con la pioggia e io sono felicissimo, c'è proprio una felicità immotivata pazzesca, ma sul serio Siamo giunti nel nostro prossimo punto per la van life, anche se alla fine, Dio povero, cioè, abbiamo bozzato a 1000 tutti i posti, quindi dobbiamo ancora fare la prima spiaggia alla fine, no? Perché tra divieti, di camper, di cani, di vaffanculi. Adesso vediamo, qua sembrava anche carino, però siamo proprio nello scarico dello stagno. Forse i ragazzi non se ne sono accorti, ora glielo dico. Ultima giornata di pioggia, ragazzo, questo posto... sinceramente a me ispira, cazzo vuoi che ti dica, sarò tutto scemo, sarò un po', no, Brian Adams, famiglia Adams, e quindi a me va bene. E in teoria la spiaggia più carina è di là, cioè fai 200 metri a piedi e basta, vaffanculo. Marco si mette a fare la van life qui, ma io la van life la faccio qui. Mi ricorda quasi Attila, no? Qui doveva morire, ti ricordi tu? Quando erano in riva al mare, no? Che pensavano di dover morire e hanno detto, ma io quasi quasi muoio qui. E l'altro, io morro qui. Ognuno si sceglieva il posto dove morire. E mi faccio van life qui. Attila, il fratello di Dio, un bellissimo film, lo consiglio ai giovani, è un film delle nostre generazioni, dei tempi che furono, si chiama Attila, il fratello di Dio con Diego Battantuono. Vai, scaricatelo, piratissimo, e guardatelo. Vedo maialo setoso, petoloso, cinghialo. Nel frattempo faccio la van life all'interno del camper di Marco. Io credo sia essenziale per te avere questa informazione. Se vuoi uscire dalla van life è necessario che una volta aperta la serratura tu spinga verso l'esterno il portellone. Spingendo verso l'esterno il portellone della van life, questo scorrerà verso destra. In questo modo tu potrai uscire dalla van life sano e salvo.
Allora, sul fatto che la Sardegna ormai è diventata invivibile per i camperisti, Marco aveva ragione, ma sul fatto dei rubinetti anche no, io ne ho visti in giro i rubinetti. Stiamo scendendo qualcosa di è la roba più tipica. Ok, quello vai. Caro diario, non c'era più ci siamo presi questo vino della casa che profumava di alcol etilico più dell'alcol etilico non approvato. No, non è che ti picchio, ti do pacche amichevoli. Comunque, no. Ma lo rido, fa di rivemità che non era più niente. Telefonerei al telefono azzurro perché veramente... Perché mi vezzava le patatine? Ma no, stavo apprezzando veramente sto fatto che siamo veramente in un bar tipico. Ma non è tanto quello, cioè non è un bar turistico questo, hai capito? No, quindi è un vero bar tipico. No. Allora, questa roba qui, questi cadaveri qui che stiamo mangiando sono una cosa tipica o no? Il salame nostro, solo che lo fanno più piccolo, lo chiamano salsiccia. Ok, ma è tipico? Ok, boh. Piti cagno asado. Bello. Che spiaggia è questa? Una spiaggia del... San Giovanni. Ok, siamo nella spiaggia di San Giovanni, Vicino a Posada. vicino a Posada. La vedrai domani, però intanto te l'ho anticipato. Metti che mi dimentico di segnarti che spiaggia è. Perché domani non stiamo qua? Ah sì, certo, domani in ok. giornata. Quindi, esatto, quindi tu sai già che spiaggia vedrai domani. Guarda che sberega di agave! Agave americana, tra l'altro, che è quella variegata, ok? Si differenzia dalla colorazione variegata. Non tuffartici sopra perché punge. Manco fa quel che te voglio, insomma. Poi noi ti proviamo questo locale. No, non è vero, non è che te lo proviamo, semplicemente abbiamo detto dai che andiamo a spendere un po' di skei e tutti sì, spendiamo i skei, tanti skei, vero Francesco? Verranno a spendere i Se mi skei. mandi in fallimento o un altro fiato? Sì, dai. La Van Life al mercoledì. È così. Io volevo aggiungere una cosa, gentile pubblico, che ce l'ha regalata Marco Caldogni, e questa è una cosa veramente intelligente, perché come ben sai e come la citazione freudiana insegna, l'intelligenza è la capacità di risolvere problemi in situazioni sconosciute. In ogni caso è la capacità di far andare il cervello e non le informazioni acquisite. E lui ha detto, un po' anche per informazione acquisita, ma l'ha fatta girare così, ma scusa un attimo, il cartello del divieto camper è lì, i divieti sono dopo il cartello, quindi in effetti il divieto è di là. Noi invece siamo di qua, guarda, gira di qua, vieni qua, gira, qua non c'è nessun divieto, zero. In più se passa la polizia a rompere, di sto discorso, vabbè, magari li indispettisci. Io direi senza tanto far la voce grossa, arrogante, presuntuosa, perché altrimenti te li metti contro e anche se hai ragione cercano di renderti la vita difficile in qualsiasi modo, hai capito? E si dice, guardiamo un attimo però con le buone, girandoci attorno, l'articolo 185 del codice della strada. Tu sai che la polizia municipale, i carabinieri, la stradale dovrebbero avere il codice della strada cartaceo nel bauletto della macchina, quindi insomma tiratelo fuori, leggiamo, perché spesso, almeno da noi a Jesolo, è capitato che ci sono i vigili che vogliono darti la multa, no? Proprio li vedi che bramano di darti la multa, però non sanno neanche loro le leggi. Allora per sicurezza ogni tanto li vedi che prendono il codice della strada, controllano e dicono ah sì, ok, posso darti la multa per questa cosa, oppure ah no, sei a posto, sei regola, buon a posto, ciao, arrivederci. Però mi raccomando, scherzi a parte, se non vuoi darti la zappa nei piedi, sii sempre umano. Cosa significa umano? Significa mettiti sempre anche nei panni degli altri. Mettendoti nei panni degli altri, ossia dei poliziotti, sai come comportarti per non infastidirli. Ossia, sai fingere di essere un poliziotto e dici a te stesso cos'è che mi darebbe fastidio, mi farebbe ragionare, hai capito? Che vino era questo, Marco? Che vino era questo? Vermentino. Che è tipico? Sì. Ok. È un bianco fermo. Quello invece è Francesco, non c'entra niente. Ok, dai. Pensa quanto rompicazzo è Marco, che gli ha chiesto anche il piccio per il vino. No, comunque il personale è simpaticissimo, squisitissimo, veramente. E buon appetito, patatine stupende. Aspetta perché c'è il momento catartico, perché è giunta l'ora dell'amaro. Il filo ferro. Cioè appena che a Maria, a Marilena.
Ok, vabbè, è venuto fuori alla fine è una grappa. il filo di ferro, là, il filo di ferro. Il filo di ferro vuol dire filo di ferro, Ok. perché nel periodo in cui non si poteva fare le grappe in casa, loro volevano continuare con la tradizione Loro chi? di sardi, volevano continuare a farlo ancora e nascondevano sottoterra praticamente con un filo di ferro fuori. Ah. Così quando si arriva tiralo sul La voglio questo. Ma sai qualcosa di questo proibizionismo sardo? Non lo so se Perché sia legato ancora al tempo del dominio di Savoia, credo di sì, credo. E quindi è una cosa che la tradizione che è tornata avanti l'ha chiamato così, l'ha chiamato. Benissimo, speriamo che ce l'abbiano. Francesco sceglie la... È eccezionale, Magari quella ma lo so, 1900. di Savoia, quindi perché Sì, più o meno quel periodo. ok, ci siamo. È che non volevo metterla in imbarazzo, però era bello da riprendere. C'è anche il discorso del maialetto che ha fatto, che ha detto che in tempo di guerra, dove c'era fumo, cioè vuol dire che c'era qualcuno che cucinava e quindi arrivava la gente a depredare, allora loro cucinavano il maiale sottoterra. Bene, fatto allora. Volentieri, volentieri. Io sono amante del mirto bianco. bianco e acquavite per lei. Eh no, anche un mirto bianco allora provo. 2 mirti bianchi. Grazie mille. Tirato su col fil di ferro però. Sì, abbiamo messo ok. nasconde così. Ok. Però Marco mirto bianco ma è giallo. Vabbè, No, quello vabbè. rosso e nero. Cioè io ordino una panda rossa e mi arriva blu, cioè scusa, va bene dai. chiaro. Sì. È chiaro un cazzo. Guarda che privilegio che ho a cenare con degli amici così nobili, perché sai che più posate hanno, più nobili sono. Francesco, ora che sei sufficientemente sardo, spiega al nostro gentile pubblico, sì, cosa stai mangiando, cioè cos'è. Quindi fai vivere un po' di questa esperienza sarda. È una seadas. Una Un sciada. dolce tipico sardo. No, ma fai finta di sapere, non chiedere conferma. Non è che faccio finta, non lo so. Ah, ok. Allora Con passo il la miele parola a sopra. Marco. Ok, gira. Sto specie di panetto. Marco, cos'è sta roba? Ma sto mangiando io. È una Devo sfoglia. mangiare a lui, ora passa. Dimmi Francesco cos'è che sta. Con il formaggio molo dentro. Un formaggio il contrasto dolce salato con miele e il farina. Miele e formaio. Vedi, guarda. Sì. Tipo un Guarda. cheesecake. Ah, buono, Un cheese qualcosa. Ho capito. Cheesecake, esatto. Quindi Francesco approva questo elemento. È buono. Insomma, perché è giusto condividere con il nostro pubblico queste chicche che secondo me sono interessanti, utili per niente, però interessanti. Marco Caldonius, quelli a doccia, ci diceva la differenza tra il mirto bianco, che poi è giallo, e il mirto rosso, che poi è quasi nero, è un porpora nero. Ok, e qual è la differenza? Nel bianco usano le foglie e invece nel rosso usano le bacche. Ecco.